Ricordatevi un po' dove siamo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nuoro ha accolto con grande partecipazione la fiamma olimpica per i Giochi di Milano Cortina 2026, trasformando l'evento in un vero e proprio bagno di folla. Complessivamente 40 tedofori hanno portato la fiamma lungo le vie cittadine, partendo da via Trieste e attraversando il centro fino a piazza Vittorio Emanuele, passando per piazza Italia e corso Garibaldi. I tedofori includevano anche un rappresentante di ogni coro nuorese, a sottolineare il legame con la comunità. La staffetta si è conclusa in piazza Vittorio Emanuele, dove il judoka Gianmario Fancello ha avuto l'onore di accendere il bracciere olimpico, chiudendo l'emozionante e riuscitissima cerimonia.